Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con veloce Zala Barmen che rientra da Antonio Boccino. Numero 2 a Stecca Dimar squalificato. Subito Danuvio Tav e Adamo Dipa, i più attesi subito nelle prime 5 posizioni, gli altri più indietro, con Zala Barmen che completa il lancio in 15,2. Di fuori Cabiria GSO, lungo i birilli c'è Antonio Boccino, poi Danubio Tav, Adamo Dipa in seconda pariglia, si avvicinano Carastella e gli altri. 400 in 37, Zala Barmen all'avanguardia, Cabiria GSO di fuori, Antonio Boccino secondo sotto, Adamo Dipa in seconda pariglia. Quando siamo al completamento dei primi 600 metri di corsa, che Zala Barmen passa in 47. Passaggio davanti alle tribune con Zala Barmen all'avanguardia, Cabiria GSO al suo esterno, Adamo Dipa in pariglia, terza pariglia per Chocolat Show che precede Dylan Chris. A un giro dalla conclusione, 1-2-2 per gli 800 iniziali, con Zalabar in vantaggio, Cabiria sempre di fuori, Antonio Boccino secondo in corda, avanti a Danubio Tav, seconda pariglia per Adamo Dipa. Il chilometro se ne va in 1:17,6 per Zala Barmen, Cabiria GSO sempre protesa al suo esterno, poi Adamo Dipa, Antonio Boccino non cambia nulla, prova la mossa dalla coda del gruppo Blef dei Greppi a 400 dal palo, Cabiria GSO prova ad andare con decisione all'attacco di Zala Barmen che si difende in corda, 14,6 la retta di Zalabar in vantaggio, Cabiria ancora al largo, poi Antonio Boccino, quindi Adamo Dipa. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo, Zala Barmen vi entra in evidenza nei confronti di Antonio Boccino, Cabiria GSO sul passo, in vantaggio Zala Barmen nei confronti di Cabiria e di Antonio Boccino, si difende Zalabar, insiste al largo Cabiria, ancora Zalabar davanti, Cabiria che arriva sul palo, è strettissima tra Zala Barmen e Cabiria GSO che lo rimonta palmo a palmo nel finale, 28,7 la chiusa, Zala Barmen e Maurizio Cheli in evidenza fin sul traguardo, Cabiria GSO che rimonta con decisione nel finale, Zalabar che prova la strenua difesa, insiste al largo Cabiria che si ingamba negli ultimi metri, i due testa a testa fin sul palo, con probabilmente Zala Barmen che si salva da Cabiria GSO. Bisogna andare però dal giudice d'arrivo, Massimo Trevellina al training per la scuderia Pierre Robi, per Zala Barmen che in percorso di testa la vince rientrando subito in partenza ad Antonio Boccino e Cabiria GSO, la quale resta di fuori, si fa un miglio allo scoperto, nel finale non riesce a battere l'allievo di Maurizio Cheli.